29 ottobre 2018, una data che sicuramente come veneti non dimenticheremo presto e ce lo ricorderanno i nostri boschi che ci metteranno probabilmente decenni a ritornare quello che erano prima. Abbiamo avuto interessati da raffiche di vento di inusitata intensità circa il 25% della superficie forestale regionale con danni da gravi a ingentissimi, con decine di migliaia di ettari di boschi che sono stati letteralmente rasi al suolo. Cosa fare adesso? Prima di tutto capire che cosa è successo, avere i numeri precisi di dove e cosa è successo. Poi prontamente cercare di recuperare il più possibile del capitale di quei boschi, il legname, i milioni di metri cubi di legname che sono a terra. Guai andare scordinati, guai il fai da te, di provo a fare il furbo a vendere il mio lotto invece di un altro. Dovremmo dimostrare di essere capaci, come è stato in altri paesi europei che hanno subito gli stessi tipi di danni, di mettere in modo ordinato sul mercato il grande quantitativo di legname di ottima qualità che è caduto a terra, andando a negoziare direttamente, magari con altri paesi, visto che la nostra capacità di trasformazione industriale non può assorbire tutto quanto questo patrimonio. Successivamente dovremo pensare a ricostruire due cose. Da un punto di vista idrogeologico, i versanti, con opere diffuse di bioingegneria, come abbiamo mostrato nei secoli scorsi di saper fare perfettamente sulle nostre montagne. Questa volta lo dovremo fare in tempi brevi e su grande scala, con uno sforzo che non abbiamo mai affrontato prima. E immediatamente dopo, messo in sicurezza i versanti, dobbiamo cominciare a rimboschirli, a ricucire attraverso la forza delle piante il manto forestale. In alcuni casi ci penserà la natura e dovremo semplicemente assecondarla, in altri sarà la nostra capacità e la nostra intelligenza tecnica a dirci come dobbiamo fare. Abbiamo le capacità per farlo, il nostro sistema vivaistico è in grado di produrre i 50-100 milioni di giovani piante che nei prossimi 5-10 anni dovranno essere messi a dimora artificialmente sulle nostre montagne. Infine dovremo guardare più in là e dovremo pensare che è l'intera filiera foresta-legno che deve essere ripensata. Un punto di debolezza di questa catastrofe è che non abbiamo segherie per valorizzare il nostro legname, ma non abbiamo neanche quelle reti di teleriscaldamento molto moderne, molto efficienti, che riscaldano il Trentino, l'Alto Adige, la Valtellina e che riescono ad assorbire tutto il legname che non ha un grande valore, abbassando fra l'altro il problema delle polveri sottili, perché invece che bruciare il legno in migliaia di piccoli impianti domestici lo bruciamo in impianti industriali che sanno poi controllare i fumi. Se saremo in grado di partire da tutti questi punti di debolezza per farne una capacità di reazione del nostro sistema, questa tempesta non sarà venuta per niente.